Salutiamo il nostro ultimo ospite della giornata. Abbiamo il piacere di ospitare il giornalista, docente e direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Scuola Nazionale di Cinema, da anni punto di riferimento per la promozione del cinema e per la formazione di generazioni di registi e autori e professionisti del settore. Un applauso per Ivan Scinardo. Fai una foto? Certo. Scinardo, ti amiamo! Quest'anno la Scuola Nazionale di Cinema di Palermo fa 90 anni. Microfono da mio fratello. Spavento! Quanto Ivan? Quanto Ivan? È dura Alessio oggi. Sei l'ultimo, mi sa che devi tirare un attimo le... Buongiorno a tutti, grazie. Alessio, permettimi intanto tecnicamente di commentare questi lavori, non lo faccio per piaggeria. Io questa settimana ho presieduto 2 giurie, non lo dico per vantarmi, ma perché il lavoro che faccio mi porta a vedere tanti filmati. La giuria del premio francese, prestigiosissima, giunta alla 17ª edizione, è Palermo città della legalità. Anche lì è un lavoro corale di 22 scuole a Palermo. Devo dirvi, ma non per strappare un applauso, intanto il clima, Rossella mi ha coinvolto in questo turbine meraviglioso, il Pascasino per me è nel cuore perché ho ospitato i ragazzi al centro sperimentale. La qualità di questo lavoro è veramente eccezionale. Grazie. E siete bravi. Complimento triplo. Lo dico perché con il Pascasino avrai un progetto ad ottobre. Assolutamente. La scrittura, la performance dei ragazzi, perché poi non è facile stare davanti una camera, Esther lo sa bene, anche Sofia, quindi il teatro sì ti emoziona, ma cinema e televisione poi sono quelle che ti danno anche maggiore visibilità. Alessio, permettimi una nota personale, io ti conosco 15 anni fa per un lavoro dei nostri allievi come attore di un saggio di un didattico, un'esercitazione didattica fatta alla GAM, dove da direttore di scuola ho temuto che in quella scena qualcuno rompeva un'opera d'arte, perché era proprio un corto bellissimo dove ho apprezzato davvero il talento di Alessio e questa grande umanità nel lavorare per la sua città. Questo è un atto d'amore e quindi io sono qui a testimoniarlo. Che dirti, rappresentare in Sicilia, da Roma in giù, la nostra è l'unica sede della scuola di cinema più antica al mondo. A proposito delle persone che partono, sì, no? Che vanno via a formarsi fuori. E volevo arrivare proprio a quello di evitare la fuga delle intelligenze. Ahimè, io purtroppo sono un papà anomalo perché i miei 2 figli sono andati via, ma so che torneranno, di cui uno tra l'altro è un compositore di colonne sonore, quindi mangia pane e cinema come il papà. L'obiettivo è quello di attrarre talenti, ma soprattutto farli fermare. Abbiamo diplomato 100 allievi, con quelli della scorsa tornata siamo saliti a 110. Molti di loro hanno preso casa a Palermo, sono tutti ragazzi che vengono dal DAMS di Bologna con una laurea in cinema. Questo a testimoniare anche di quanto sia difficile entrare al centro sperimentale di cinematografia. Esther lo sa bene. Ma siamo enormemente soddisfatti perché abbiamo il 100% di occupati, perché la nostra è una scuola un po' come la bottega rinascimentale dove si impara facendo. C'è tanta parte pratica, c'è tanta esercitazione. I nostri ragazzi si confrontano con un territorio che, come diceva bene Claudio, è così ricco di spunti. Palermo, dai una telecamerina a loro e vanno nei quartieri. Ogni persona diventa un personaggio e questa è la magia del cinema del reale, e questo perché siamo nati un po' come una Cenerentola 17 anni fa. Oggi la scuola del documentario di Palermo è una scuola che viene apprezzata in tutto il mondo.